è ciò che abbiamo adesso vicino alla Rambla, una manifestazione di giovani per l'indipendenza della Catalogna. Questo avviene a poche ore di distanza dal discorso di Rajoy ieri, che cercava di stigmatizzare la democrazia! Ecco, quello che è stato il voto catalano. Così la bassanese Ilaria Brunelli, osservatore internazionale per il referendum catalano. Il Veneto insomma segue in prima linea quel che succede in Spagna. Le tensioni ai seggi, quella che è stata ribattezzata l'emergenza democratica, viene monitorata minuto per minuto. Tra 20 giorni i veneti saranno chiamati alle urne. Non sarà una consultazione per l'indipendenza, ma una chiamata per l'autonomia, quella prevista dalla Costituzione. Il referendum dei veneti è un referendum rispettoso della legge, in linea con la Costituzione, prova ne sia che noi facciamo questo referendum in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Quel che è successo ieri in Spagna condizionerà quel che potrebbe succedere domani in Veneto, è la domanda che oggi si fanno tutti. Vietare il voto di un popolo significa poi costringerlo a scendere in piazza. Da ieri la Spagna ha perso la Catalogna, si è persa una grande occasione per esercitare la democrazia che è rappresentata dalla consultazione popolare. Quello che è successo in Catalogna è un problema per la Spagna, ma è un problema anche per la democrazia europea, perché l'Europa è stata silente. In Veneto non ci sarà alcun divieto, non ci sarà la polizia a vietare le elezioni, non ci saranno neppure i manganelli. Ma proprio per questa ragione a fare la differenza sarà il numero dei veneti che parteciperà al voto. La forza di questo referendum sarà rappresentata dall'affluenza alle urne.